Ma ci facciamo una domanda. È più emozionante il viaggio di nozze esotico dei 20 anni o quello che viene 25 anni dopo per le nozze d'argento, magari nella classica e romantica Parigi? Non sarò io a rispondere, ma loro. Gigi Finizio e sua moglie Carmela, bentornati. Avete festeggiato da poco i 25 anni di matrimonio perché voi vi siete sposati bambini. Bambinissimi. Giovanissimi. Allora, cominciamo subito, meglio il primo o il secondo viaggio di nozze? Chi risponde prima? Come volete, la dinamica della coppia io non la conosco. Rispondo io, va. Vai Gigi. Il secondo sicuramente è molto più bello, te lo vivi di più, lo fai con più tranquillità, insomma c'è una maturità, quindi ti scegli le cose culturali. Ah sì, cambia un po' cambia un po' la scelta delle prospettiva cose del che si viaggio, fanno. sì. E per te? Puoi rispondere anche Sì, all'altro. no, e per me anche, cioè, anzi, l'ho vissuto ancora di più perché c'era la maturità, quindi... Con più coscienza, con più Esatto. consapevolezza. Poi la location è anche fondamentale in questi casi. Sentite, qual è la cosa più bella di quei giorni che vi portate nel cuore, la cosa che vi è piaciuta di più? La libertà per me. Perché non Certamente. sei, certo. Per me è come se io fossi tornato bambino. Cioè questa sindrome di Peter Pan che ti porti dentro e insomma ti dà la forza di girarla, di vederla questa città e poi scopriremo qual è, insomma, più... È Parigi? Certo. E allora facciamo che ci vediamo questa fuga romantica a Parigi. Voglio dirti che ti penso, anche oggi sai per caso, camminavo senza un senso, sotto il peso dei ricordi, che hanno voce quando è tardi, quando cerco ad ogni costo, solo un gesto, un tuo segnale, che non faccia ancora male, voglio dirti che non posso fare a meno del tuo corpo, che mi veste a cielo addosso, non c'è torto né ragione, quando volano parole, che ti cambiano il futuro, non volevo te, lo giuro. Bruna 18 anni e io 22. No, Nel ciucciotto, noi abbiamo raccontato insieme tempo fa anche il loro matrimonio. Mi ricordo che vi eravate sposati molto giovani, poi avevi 18 anni. Sì, Bruna siete sposate 18 tu? e io 22. Cioè con il ciucciotto siamo Veramente tutta la vita insieme. Senti, io so che tu le hai promesso che la riporti a Parigi. Hai promesso Sì, di ritornare. le ho fatto una promessa sotto l'opera perché mi sono incantato, ho visto questi musicisti di strada che suonavano in maniera eccezionale, quindi sono rimasto flashato da questa cosa, ho detto guarda, bisogna assolutamente tornarci perché... Vorrei dirti che l'hai promesso adesso davanti insomma, a molte mi persone, raccomando. quindi poi ricordaglielo, figurati. caso mai chiamami. Figurati. Sentite, se con una bacchetta magica vi fosse data la possibilità di andare a vivere a Parigi, vi piacerebbe? Dove vi piacerebbe vivere nella città? Che ne so, magari una casa a Place Vendôme. Vi piacerebbe vivere a Parigi? Da vacanziere, diciamo. Poi tornare a Napoli e... Sì, perché comunque poi ti manca, ecco. Ma sicuramente diciamo quando uno cresce cambia un po' l'ottica della situazione, cioè noi siamo innamorati della nostra città perché è lì che abbiamo le nostre radici e anche se i nostri figli dico tra virgolette purtroppo sono di mentalità un po' più europea, cioè internazionale, per fortuna, Sì. perché lei fa medicina, lui fa economia, quindi voglio dire oggi i ragazzi hanno un altro modo di vedere. Non hanno scelto la strada artistica così? Allora, sono innamorati della musica, questo è certo. Per esempio mia figlia è una rockettara sfegatata, Ah, sì? quindi, però ti parlo del vero rock, cioè le Zeppelin, cioè sto parlando di questo tipo di Classico musica, proprio. esatto. E lui è amante di tutte le canzoni italiane, però della musica italiana, però comunque anche di molte della musica americana. Lui è un po' più pop.
come radice, come esatto, gusto. un'estrazione. Ma cioè, voi avete festeggiato le nozze d'argento, Sì. lo abbiamo visto, anzi forse adesso riusciamo anche a rivedere una foto di voi che festeggiate le nozze d'argento. C'erano anche i vostri figli dei quali stiamo parlando adesso, giusto? Sì, loro infatti, ci hanno accompagnati accompagnati. all'altare. Ah, che bello. Eh sì, perché Sembrate fratelli. ti ricordi quando ti raccontammo che il giorno del matrimonio fu un mezzo caos? No, mezzo caos, si bloccò Napoli praticamente, cioè una festa pazzesca che ha coinvolto veramente tutta la città, che poi ti Sì. vuole bene e voleva La festeggiare con te, popolarità è bella per questo, voglio dire. per l'affetto che ricevi dal Esatto. pubblico. Quindi è stata la festa un po' di tutti quanti e non ce lo siamo vissuto Per voi. per noi. Invece questa volta siamo stati lì, abbiamo chiesto il favore al priore della chiesa se poteva fare una cosa a porte chiuse, ma con i familiari, ma giusto per viverci proprio la funzione religiosa. E ci siamo emozionati perché lo abbiamo affrontato con una maturità diversa e con i figli che sembravano più grandi di noi. Ma è veramente proprio grandi, sentite, ma c'è una canzone, allora Napoli è una città solare, una città anche con due anime molto forti e distinte tra loro. Parigi ha toni più romantici, più morbidi, anche più grigi, no? Rispetto a Napoli. C'è una canzone, Gigi, che potresti dedicare a Parigi qui adesso per farle un regalo da lontano? Allora guarda, tu hai toccato due sfaccettature molto importanti di Parigi. Una è molto, diciamo, briosa, un po' anche comica, se la vogliamo Sì, vedere sì, sotto sì, quell'aspetto. sì. È un po' nostalgica come la nostra bella Napoli. Io penso che, perché ultimamente c'è una canzone mia che è entrata in un film di Alessandro Siani ed è Amore Amaro, quel film che è andato molto bene, Il Principe Abusivo. Complimenti, E poi ti spiego pure dopo che progetto c'è, perché c'è un bel progetto nel prossimo album tra me e Alessandro. Va bene. Intanto io ti canto quella canzone lì allora, e la ti dedichiamo a presento- Parigi. Allora, a Parigi e al nostro amico Marco, scusami, permettimi Sì, questa sì, concessione, come- Gigi Finizio canta Amore Amaro. Le mani, tutto incomincia sempre con le mani e ancora non le hai detto che l'ami, anche se lei lo sa. E poi sai respirare solo se c'è lei, diventi tutto quello che non sei, diventi come ti vorrebbe lei, ma non ti basta mai. Oh, mai. Amore, 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 amaro, amore mio, amore che potrà fermare solo Dio, ma questo amore senza cielo volerà nelle sue mani. Amore senza amore, amore che non ho, amore che non vincerà se tu non vuoi, amore grande chiuso dentro una bugia senza domani. Amore, amore, amore amaro, amore mio, amore strano, amore pazzo, amore senza Gigi Finizio, Una mattina in famiglia. Grazie Gigi. Grazie a te.
Davvero, io vorrei ricordare che tu sei con 1000 battiti di cuore Sì. dal 19 marzo a Sistina. Al Teatro Sistina. Che bella E ti invito. Grazie Gigi. Verremo sicuramente anche insieme a qualcuno della squadra, perché noi abbiamo dei tuoi fan a cui devi sapere, tra l'altro, tra le altre cose. Sono molto contento di venire a Roma finalmente. Sistina È un bel tempio. È un tempio vero, sì, bene, tanti in bocca al lupo. Ma che cos'è che mi stavi anticipando prima con Alessandro? No, ti dicevo che fra 30 giorni esce un album che si chiama Buona Luna, che è la frase che lui dedica nel film alla principessa. In effetti è un augurio di buon amore, e c'è una canzone che si chiama Che capitanerà questo album, scritta da Alessandro, musicata da me. Nell'album non ce n'è una sola, ma ci sono 7-8 canzoni che abbiamo fatto insieme. Alla fine da una è nato un album che uscirà fra un po', sarà arrangiato da Nicolò Frasano, che ha scritto altre canzoni con me, però lo stiamo curando io ed Alessandro Siani. Senti, me lo saluti Alessandro? Ma certo, per questo progetto. Ho saputo che tu hai paura di volare. Questa allora, è una fobia che c'hai qualche amuleto? Per gli artisti è non terribile, va bene. ma ce ne sono tanti che abbiamo intervistato anche in questa rubrica dei viaggi. C'hai qualche amuleto portafortuna Posso uguale? dirti la verità? Io faccio le corna. È buona, napoletano. e porto un rosario con me, perché sono molto cattolico. Esatto. Allora, ti hai detto dei progetti per il futuro, non so se abbiamo ancora qualche secondo. Abbiamo finito il tempo, mi dispiace, vabbè. Auguri per i prossimi 25 anni, 50 anni, grazie. 100 anni di matrimonio, di successi per Gigi Finizio. Carmela, grazie per essere stati con noi. Buona domenica.